Siamo con Antonio Massariolo, vincitore del premio Goattin l'anno scorso, un premio istituito dall'Ordine dei giornalisti del Veneto. Infatti Antonio è un nostro collega veneziano che ha fatto un'inchiesta su un tema davvero scottante, la presenza della mafia in Veneto. Che cosa hai scoperto? Allora, di nuovo è sempre difficile scoprire qualcosa. Delle cose interessanti che ho scoperto sono le storie dei beni confiscati alla criminalità organizzata in Veneto. Sono storie estremamente rilevanti ed estremamente varie, perché basti pensare che noi in Veneto, a parte una mafia autoctona come quella della Mala del Brenta, abbiamo avuto numerose infiltrazioni di soprattutto 'ndrangheta nel territorio veronese. 'Ndrangheta che è ancora presente, da quanto si sa. Sì, non solo l''ndrangheta. Altre mafie, c'è la Camorra Campana oppure Cosa Nostra? Sì, allora diciamo che il tema della legalità in questo momento è diverso da quello che magari ci immaginiamo. Cioè il mafioso non è più il personaggio con la lupara in testa, diciamo che il mafioso adesso è come ci ha detto Monica Zornetta in un nostro audiodocumentario, nei ranghi più alti del potere e quindi diciamo che la mafia è cambiata molto. Quale tipo di mafia? Nel Veneto, cioè un territorio industriale e quindi che porta dei fondi, può esserci di tutto. Industria ma anche turismo? Come industria ma anche turismo come fonte di potenziale riciclaggio? Sì, può essere anche il turismo come fonte di riciclaggio di denaro, insomma. Poi il Veneto è comunque un territorio anche turistico. Quante persone hai intervistato in questa inchiesta? Numerosissime perché nei campi di Libera in cui siamo andati a fare l'audiodocumentario di ragazzi ce n'erano tantissimi, non solo ragazzi perché in realtà erano persone di tutte le età, c'era il ragazzo di 18 anni e la mamma di 40 anni e quindi di persone ne abbiamo intervistate veramente tante e abbiamo trovato tantissime storie diverse. Quindi c'è una coscienza molto forte su questo tema oppure no? Perché alle volte si dice che insomma qui magari si sottovalutino i problemi. Allora, chi è interessato al tema ha una coscienza molto forte ed è molto interessato anche al tema della legalità. Chi il tema non ce l'ha ben presente, ed è normale che sia così in un nostro territorio, non ha la coscienza di quanto la criminalità organizzata sia dentro il territorio veneto, nel nostro caso, ma in realtà in tutta Italia. Ma la crisi incide molto su questa penetrazione, cioè l'agevola. Il fatto che tanti imprenditori siano veramente con la corda al collo. Sì, agevola di sicuro la criminalità organizzata perché la criminalità organizzata è quella che ha fondi subito liquidi e quindi per un imprenditore in crisi è, tra virgolette, facile andare dalla criminalità organizzata. Tu hai parlato di infiltrazioni mafiose ai vertici del potere, ma quindi questo condiziona anche la macchina pubblica, anche la politica? Sì, assolutamente. Allora, noi abbiamo avuto poco tempo fa il caso di Mafia Capitale. Questo è un caso estremamente emblematico di che cosa significa la criminalità organizzata all'interno del potere. In Veneto c'è uno scenario che può essere paragonabile? Nel Veneto abbiamo avuto il caso Mose, che di sicuro non si può parlare di mafia, ma di qualcosa molto illegale, sì.